C'erano anche Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che si trova ingiustamente arrestato in carcere in Venezuela da più di 300 giorni, e una delle zie di Alberto al presidio in piazzale Clodio a Roma prima dell'udienza del caso Giulio Regeni. Un segno di vicinanza e sostegno tra le due famiglie. Si è tornati a parlare in questa occasione durante il presidio promosso con coraggio dall'associazione Articolo 21 guidata da Giuseppe Giulietti, anche della vicenda del nostro cooperante veneziano. È arrivata forte la richiesta che il governo italiano e tutte le autorità competenti organizzino al più presto una missione per la liberazione di Alberto. La mamma Armanda ha incrociato anche l'ambasciatore Luigi Vignali, che il governo italiano ha nominato come proprio ambasciatore speciale per ottenere la liberazione di Alberto e degli altri italiani prigionieri in Venezuela. Famiglie diverse che si incontrano qui davanti dandosi la solidarietà insieme a tante associazioni, dall'articolo 21 a Giulio siamo noi. Ecco, si parla tanto dell'Italia dell'odio, ma l'Italia dell'amore e della solidarietà noi l'abbiamo incontrata questa mattina. L'avvocato Alessandra Ballerini, legale delle famiglie Regeni e Trentini, non ha usato giri di parole e, pur con pacatezza, ha ribadito la necessità che si arrivi al più presto a una soluzione. Alberto di fatto è stato vittima di una sparizione forzata, è un ostaggio, non una persona che ha commesso un reato all'estero, magari in Germania, ed è detenuto con un processo, un avvocato e via di seguito. E quindi è una situazione diversa. Presente al presidio davanti al tribunale anche Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico. 305 giorni sono insopportabili, 305 giorni di detenzione senza che vi sia alcun procedimento per un reato. Alberto non ha commesso reati, Alberto è sostanzialmente tenuto lì ostaggio. Rinnoviamo tutto il nostro supporto per questa delicata impresa, ma bisogna fare ogni sforzo